dunque domani 5 maggio, domenica, si vota il referendum per la modifica dei confini territoriali tra Agrigento, Favara e Aragona. Ascoltiamo in proposito i sindaci di Agrigento e di Aragona, Calogero Firetto e Giuseppe Pendolino. Vorrei invitare i miei concittadini residenti a Favara Ovest ad andare a votare domenica 5 maggio dalle 7 alle 22, un iter lungo, complesso che siamo riusciti a portare avanti e portare soprattutto a compimento perché loro potessero trovare in questa occasione finalmente la soluzione ad un problema annoso, la regolarizzazione dei confini. Favara Ovest che torna a Favara. E adesso ascoltiamo il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Domenica 5 maggio anche ad Aragona si vota per il referendum sui confini Agrigento, Favara e Aragona. Per quanto riguarda Aragona, in cosa consiste? Allora, domenica 5 maggio, come ha ben detto, si vota alla rettifica confini tra Aragona, Agrigento e Favara. Dopo più di 40 anni finalmente diciamo che se i cittadini votano sì, si chiude voglio dire, questa diatriba, perché abbiamo ad Aragona incontrato a Caldare aragonesi che abitano nel territorio di Favara e a Favara Ovest favaresi che abitano nel territorio di Agrigento. Questo fa sì che ridà una collocazione giusta ai cittadini aragonesi e ai cittadini favaresi, perché si sentono forestieri in patria. Quindi domenica si deve andare a votare, si deve votare sì, affinché avvenga la rettifica confini. In questa rettifica confini i tre comuni non hanno guardato un vantaggio economico o un vantaggio in termini di estensione territoriale, hanno guardato soltanto la sistemazione dei territori per dare la possibilità ai cittadini aragonesi e favaresi di poter stare nelle proprie comunità. Quindi, dove si potrà votare, sindaco? Si vota ad Aragona nel plesso Capuana, ci sono 3 seggi, dalle 7 di mattina alle 23 di sera, e quindi un invito alla cittadinanza di votare sì alla rettifica confini per chiudere definitivamente una diatriba che dura da più di 40 anni. Con l'occasione andremo a sistemare quella che è anche l'area industriale, perché vero è che noi cediamo una parte di area industriale, ma vero è che acquisiamo un'altra parte di area industriale che praticamente si trattava di opifici che per metà erano nel territorio di Aragona e per metà erano nel territorio di Favara. Quindi questi, quando chiedevano un'autorizzazione sanitaria, dovevano chiederla sia ad Aragona che a Favara, quando chiedevano una concessione edilizia la dovevano chiedere sia ad Aragona che a Favara. In questa maniera abbiamo delimitato i confini coincidenti con le strade di collegamento dell'area industriale, in maniera tale che mettiamo anche un punto e alleggeriamo quella che è tutta la prassi burocratica delle imprese che sono in area industriale.